Ciao Tommy. Amore mio. Un abbraccio, il dolore di mamma e papà, dei nonni e di tutti i familiari e gli amici che oggi guardano quella piccola bara bianca coperta dai fiori. Tommaso è volato in cielo, un angelo che ha illuminato il mondo con il suo sorriso. Oggi c'è solo dolore ed una domanda: perché? L'omelia del parroco che accenna a quella disgrazia che ha strappato il piccolo Tommy all'amore dei suoi genitori e le parole del papà affidate ad un familiare. Mi ha insegnato dove sta la vita vera, sta nelle relazioni, sta nell'amore. Tommy, sarò a fianco alla tua mamma e al tuo fratellino per sempre. E tutti i giorni dirò quello che ci ha insegnato. Ti amo Valentina, ti amo Riccardo, ti amo Tommaso. Grazie. Non ti deluderò. Il tuo papà, Gianni. La mamma vestita di bianco, bianco come i fiori e la bara di Tommy, in mano un piccolo orsetto che ha tenuto accanto a sé per tutta la funzione. Santo Signore, Dio dell'universo santo. Le parole delle maestre di Tommy. Ci sembrerà strano non vederti correre nel giardino della scuola, ma noi continueremo a ricordare sempre il tuo sorriso e tu, Tommaso, continua a parlarci nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. Ricordati che non sarai mai solo. Il saluto di una mamma, il cui figlio aveva giocato solo poco tempo prima con Tommaso. Se c'è qualcosa che ho imparato da tutto questo, cercando di scorgere una luce di insegnamento in questo vuoto che hai lasciato in tutti quanti noi, è che dobbiamo tutti ricordarci di godere di ogni momento con coloro che amiamo, di ogni istante che abbiamo a disposizione. Nulla è certo in questa vita. La procura continua le indagini, ma oggi è il giorno dove le parole non contano, rimane quel dolore atroce e l'appello del parroco a quanti sono venuti a salutare Tommaso. Ora bisogna ancor più stare vicino alla famiglia e nelle parole di questa mamma, l'ultimo saluto al piccolo angelo. Io ogni tanto mi guarderò attorno, sono sicura che ti troverò in tutte le cose belle del mondo.